come la gente. Va ora in onda Largo ai bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Bentrovati tutti, eccoci a un'altra pagina della nostra rubrica Largo ai bambini, dedicata all'educazione e ai bambini, ma anche a cronaca, attualità, ed è di ciò di cui parliamo oggi in particolare. Amiamo la guerra è il titolo di un articolo uscito il 6 marzo su L'Antidiplomatico a firma del giornalista, diciamo, critico e anche antagonista al sistema Andrea Zoc, che cita e commenta ampiamente l'articolo a firma di Antonio Scurati, apparso su Repubblica, dal titolo "Dove sono oramai i guerrieri d'Europa?", con la parola guerrieri sottolineata in corsivo. E scrive Zoc un articolo molto simpatico e approfondito, che condivido, e perciò ve lo voglio leggere e così recitare, magari con qualche commento per intero. Per ragioni inconfessabili, la catena di comando europea oggi desidera far passare un drenaggio di risorse pubbliche mostruose nel nome della sicurezza e del riarmo. Per quanto ottenebrati da reality show, talk show e sostanze psicotrope in ordine decrescente di nocività, i cittadini europei paiono manifestare alcuni sensi di inquietudine al profilarsi di questo colossale cetriolo a volo radente, è anche molto ironico. Come le mucche avviate al macello, un indefinito sospetto comincia a provocare qualche muggito di sconforto, e anch'io muggisco al riguardo e sono qua appunto a parlarne. Dopotutto, quando gli viene spiegato al popolino, al volgo, a noi tutti, che per la TAC le risorse non ci sono, che per le pensioni la coperta è corta, ma che per le bombe a grappolo l'inventiva finanziaria non conosce limiti, anche i meno brillanti del gregge, della mandria, iniziano a sospettare che li si stia prendendo per il culo. È questa la difficile circostanza in cui si ricorre ai superpoteri degli intellettuali a disposizione, come il suddetto Antonio Scurati. La commessa è quella di rendere attraente, fascinoso, nonché ragionevole, la commessa che gli è stata commissionata da Repubblica evidentemente, è quella di rendere attraente, fascinoso, nonché ragionevole il mostruoso aumento di spesa pubblica a finalità militari. E bisogna farlo per un elettorato che da qualche parte della mente cova ancora l'idea di essere socialmente orientato, talvolta addirittura di sinistra o medio progressista. E non solo, bisogna anche spiegare perché l'unica cosa di cui si menava vanto fino a ieri come valore fondante del sogno europeo, cioè l'orizzonte della pace europea, ora debba trasformarsi in corsa agli armamenti e preparazione di una guerra prossima ventura. C'è quasi un auspicio, no, in queste parole della von der Leyen, pare che siamo già in guerra. Il testo parte con un attacco violentissimo nei confronti di Donald Trump, definito un traditore degli amici, degli alleati e soprattutto dei valori secolari della sua nazione, che Scurati naturalmente conosce benissimo. La spregevole brutalità esibita in queste ore in Mondovisione dal Presidente degli Stati Uniti d'America, ecco, è una delle definizioni che appaiono tra le righe di questo articolo. E qui proprio si sviluppa il discorso, che parte evocando con maestria l'inevitabilità della prospettiva di uno scontro bellico. Inevitabile. Difesa militare dell'Europa, virgolettato, da eventuali future aggressioni, purtroppo sempre più verosimili, tra parentesi, e già in atto, chiuse virgolette. Notiamo la progressione. Le aggressioni militari all'Europa nell'arco di una frase passano da eventuali a future, a sempre più verosimili e infine a già in atto. Secondo lui sono già in atto. A questo punto il terreno è predisposto. L'Europa è sola perché lo scranno del grande alleato è momentaneamente usurpato da un traditore e al contempo l'aggressore è alle porte. L'aggressore è alle porte, che fare? Quanto alla produzione industriale bellica,
e qui anch'io mi ponevo delle domande, ci sono problemi, ma grazie al cielo vi metterà provvidenzialmente mano zia Ursula. Non vediamo l'ora che faccia un contratto pluriennale con la Lockheed, appunto chi produrrà le armi della von der Leyen. Farà un contratto pluriennale con la Lockheed via SMS, dice Zoc, secondo il suo inimitabile stile. Mi ricordate la questione SMS con la Pfizer. Il termine, il termine che dà l'impronta a tutto l'articolo è la parola guerrieri, che compare nel titolo ed è ripetuto strategicamente ben 7 volte nel corpo del testo, perché questo è il vero angoscioso problema dell'Europa, quindi la mancanza di guerrieri, non fanti, non militari, non soldati, non contractors, ma guerrieri, in riferimento alle virtù guerriere degli avi. Questa è proprio la chiave di lettura di tutto lo scritto, che ha il suo centro nella seguente frase. Per fare la guerra, anche soltanto una guerra difensiva, c'è bisogno di armi adeguate, ma resta ostinato, intrattabile e terribile anche il bisogno di giovani uomini capaci, pronti e disposti a usarle, vale a dire di uomini risoluti a uccidere e a morire. Chiuse le virgolette perché è il testo proprio riportato dell'articolo. E dice Zoc, simpatizziamo naturalmente con l'imbarazzo di Scurati nel dover decidere se scrivere inclusivamente uomin e se mandare a morire al fronte le donne sia da ritenersi idea progressiva o quant'altro. Ma imbarazzi a parte, il punto di caduta è semplice. C'è bisogno di gente disposta a uccidere e a morire. E qui Scurati ha perfettamente ragione nel dubitare che la temperie culturale europea sia particolarmente propensa a tale proposta. Da qui parte l'orazione apologetica. Che fine hanno fatto tutti quei soldati, dice Scurati, gettando uno sguardo nostalgico ai bei tempi passati delle guerre mondiali, ma poi traduce subito la frase in che fine hanno fatto tutti quei guerrieri? E qui la filippica si infiamma in panegirico. Nei secoli questa nostra terra è stato uno scoglio eurasiatico popolato di guerrieri feroci, formidabili, orgogliosi e vittoriosi. E qui si lancia il galoppo tra Maratona e Piave, tra Omero e Junger, con una tesi fondamentale da proporci. La guerra dei nostri antenati europei non è stata solo di dominio della forza, è stato anche il luogo di genesi del senso. Questo è il vero e proprio colpo di genio del testo. Lo scrittore, dopo aver lamentato il fatto che le presenti generazioni potrebbero essere restie a uccidere e soprattutto a morire, dopo aver constatato l'inintelligibilità per i più del classico dulce et decorum est pro patria mori, spiega al lettore che è la guerra stessa ad essere genesi di senso. E qui siamo tornati nel futurismo, e i sinistri fanno tutto il giro completo. Cioè, non è che devi vedere un senso nel morire in guerra, è che andando a morire in guerra nascerà in te un enorme senso di ciò che fai. Parola di Scurati. Dopo aver presentato la batteria completa dell'elogio delle virtù guerriere, dell'appello agli avi bellicosi invitti e della morte in battaglia come genesi di senso, viva la muerte come gridavano i falangisti, poi passa alla necessaria operazione complementare, cioè screditare i molli conforti della vita civile, di cui lui naturalmente non gode. Ed è qui che troviamo autentiche perle d'ingegno, come l'idea che l'insensatezza della seconda guerra mondiale avrebbe causato una riluttanza ironica, dice testuali parole, un malinconico disincanto del mondo, da cui nasce sì il progresso del dopoguerra, ma è un avanzare regressivo verso forme di vita che si estendano a ogni età, estendendo le cure amorevoli riservate all'infanzia o addirittura i privilegi embrionali di protezione e nutrimento. Questa è la civiltà, il grande utero esterno. Traduzione: il progresso sociale, che sì, certo ci fu, chi può negarlo, però fu un avanzare regressivo. Gli diamo il premio ossimoro del secolo. In questo avanzare regressivo siamo stati rammolliti dall'eccesso degli agi del welfare, a cui tra l'altro hanno già pensato a sottrarci in parte
Monti, Draghi e altri progressisti. Il welfare, insomma, è una fase di infantilizzazione, un regresso intrauterino da cui, o gioventù europea, è ora di svegliarsi. Se le cose andranno come auspica, Scurati sarà il nostro Giovanni Papini, quel Papini che scriveva sulla Cerba nell'ottobre del 1914 un articolo dal titolo "Amiamo la guerra". Ci voleva alla fine un caldo bagno di sangue dopo tanti umidicci e tiepidumi di latte materno e di lacrime fraterne. Mi sono soffermato forse troppo su questo testo, ma la sua natura estremamente insidiosa credo lo richiedesse. Si tratta di un testo insidioso perché mescola elementi descrittivamente reali con un'interpretazione falsa come Giuda. Cioè che del testo è vero, ciò che del testo è vero è che oggi ben pochi sarebbero disposti in Europa a rischiar la vita per altri e a morire per la patria. Personalmente condivido l'idea che questo fatto non sia un segno di salute spirituale. Il fatto che pochi pensino di avere una cosa, una patria, una qualunque cosa per cui sarebbero disposti a morire, non è un segno di forza della società, ma di estrema debolezza spirituale. Solo che la lettura che Scurati dà di questo fatto è totalmente farlocca. Sempre stiamo leggendo i commenti di Andrea Zocca ad un articolo di Scurati apparso su Repubblica sulla entrata in guerra dell'Unione Europea, entrata in guerra, il progetto di Rearm EU, no, entrata in guerra, scusate. Continuo, non è dalla seconda guerra mondiale che emerge una gioventù affetta da riluttanza ironica e malinconico disincanto, ma dal trionfo dell'organizzazione neoliberale della società, dalla metà degli anni 70 ad oggi. Il rammollimento non è avvenuto nell'epoca del welfare, ma nell'epoca della sua distruzione progressiva. Non è mai la guerra ad essere genesi di senso. La guerra può consolidare ed arricchire un senso, se e nella misura in cui ciò per cui si muore in guerra venga percepito come dotato di senso. E come dargli torto, bravo Zoc. Ed oggi di morire per i valori di Soros o per le commesse della von der Leyen non ha voglia nessuno che sia sano di mente. La questione di fondo è semplice, caro Scurati, cari lettori di Repubblica, cara von der Leyen. Avete distrutto sistematicamente per decenni ogni senso di appartenenza storica, culturale, territoriale, perché non era abbastanza moderna e globalizzata. Avete smantellato ogni identificazione con sorti collettive e ogni solidarietà, perché la competizione innanzitutto dovevate perseguire. Avete coltivato pervicacemente il peggior individualismo autoreferenziale, perché questa è la libertà di mercato. Avete frantumato la schiena a famiglie, comunità, lealtà personali, perché erano conservatrici e retrive, tra virgolette. Avete distrutto qualunque valore sostituendolo con un prezzo e ora, dopo aver seminato nichilismo per 2 generazioni, vi lamentate perché non trovate manovalanza disposta a morire per la vostra auto ibrida e per il parcheggio in ZTL. Questo è l'elmetto, questa è la baionetta del nonno, prego, dopo di voi. E si firma Andrea Zoc su questo in questo articolo apparso il 6 marzo sull'Antidiplomatico. Amiamo la guerra. Bene, complimenti ad Andrea Zoc, molto lucido e molto chiaro. E noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a giovedì prossimo con Largo ai bambini e Francesca Corbella. Avete ascoltato Largo ai bambini. Ehi tu, non trovi più il segnale